Situazione stagnante in provincia relativa ai nuovi contagi Covid. Nessuno se n'è verificato. I tamponi effettuati sono stati 294, i soggetti positivi sono sempre 131. I dati relativi alle persone guarite in quarantena e deceduti restano stabili senza alcuna variazione. I ricoverati sono sempre distribuiti nelle strutture sanitarie di Caltanissetta, Palermo, Messina e Partinico. Intanto in una nota stampa l'ASP di Agrigento, azienda sanitaria provinciale, comunica che a seguito del completamento delle procedure di valutazione diagnostica sui 4 tamponi rinofaringei riscontrati inizialmente come positivi e riferiti al personale operante presso il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio, agli stessi esiti è stato definitivamente attribuito un risultato negativo. Ne consegue che di tutti i 929 operatori sanitari dell'ospedale di Agrigento, sin qui testati come dai protocolli di sorveglianza, nessuno di essi sia da considerarsi come positivo e infetto da virus SARS-CoV-2. È quindi opportuno evidenziare che gli attuali protocolli diagnostici a livello regionale prevedono che in caso di esito positivo di difficile interpretazione lo stesso dato venga rivisto da laboratori accreditati per la conferma definitiva. La conferma odierna della negatività finale, riferita ai 4 sanitari operanti presso il presidio di Agrigento, contribuisce pertanto a portare definitiva chiarezza e a eliminare dubbi o suggestioni improvvide che lo stesso presidio possa essere stato o sia un focolaio di infezione e contagio per tutti coloro che vi afferiscono. Intanto in Sicilia il trend dei contagiati è sempre in diminuzione, i tamponi eseguiti sono stati 3.146, i risultati positivi solamente 12. I ricoveri 215, meno 10, in terapia intensiva 12, meno 1, in isolamento domiciliare sono 1.369, meno 25. I guariti in aumento ancora di 46 unità e vanno a 1.249. Solo un aumento in più per le persone decedute. Nelle 9 province siciliane in aumento è quella di Catania, dopo una breve diminuzione dell'altro ieri. Si sono registrati 10 nuovi casi in più, riportando il numero complessivo a 689. In aumento anche la provincia di Palermo, un caso in più e si porta a 377, uno anche a Siracusa, si va a 54 contagi. Negli altri capoluoghi invece il dato è in diminuzione o addirittura stabile, come nella provincia di Ragusa, fermo a 37 e Trapani a 22. In netta diminuzione gli altri capoluoghi, Agrigento da 67 a 49, Caltanissetta da 98 a 78, Enna da 225 a 195.